Chi? C'è il figlio. Sono le 7:25. Ragazzi, buongiorno. Ormai il signor Lello è un manager. Ogni settimana cambia qualche cosa. Un manager, ormai capito. C'ha il cameraman personale. Il grande Peppe di Bari, che saluto. Buongiorno Peppe, sempre buongiorno a Enzo Derby, come si alza. Che la notte, buongiorno. No, ieri oh, buongiorno. 2 ottobre. Oggi è Sant'Angelo. Angelone. Leide, tutto. Auguri di vero cuore, ma di vero cuore veramente. Auguri. Un bacio alla nipote. Un bacione a Gloria, mia nipote che oggi fa 10 anni, 10 years old. Gloria, my dear. Ma Gloria. E niente, dicevo che oggi inizia un altro mese lavorativo, perché ieri fu domenica e domani, ahimè, domani, caro Franco, devi sapere che domani... Ieri sono passato e ti volevo chiamare per far vedere l'immondizia che sta. Sì, fino a 2 giorni prima. Domani mattina tutto un berlaccat, cappite, cravette, tech e jeans a fare manifestazione. E non dovrebbe essere così, è vero? Ma per curiosità andiamo a vedere. E non dovrebbe essere così. Per curiosità andiamo a vedere. Domani 3 ottobre. Vabbè, ma parliamo di oggi, che oggi è 2 ottobre, che oggi è un giorno particolarmente festoso a livello, perché ci sono molti Angelo, Angioletto, Angelone, il mio amico Angelone. Scusa, Angelone, quindi tu la paghi 2 volte. Angelone. Sì. Ma non è sono gli angeli, si festa gli angeli, non è che sta a Sant'Angelo, no? Buongiorno Nicola Giordano, buongiorno Leonardo Bucci. Buongiorno Michele Di Pietro. Da Milano stai. Da Milano Ficchi. E ieri la Juventus si è fermata 2-2. Sì? Ubarlit 0-0, il primo punto. Complimenti. Peccato che sbagliò il rigore. Sbagliò pure un rigore. Barletta. Vai Savino, buongiorno signor Savino. Cosa ci abbiamo per tutti i barlettari? Oh, sei in diretta, non fare il cafone. Savino, sei in diretta, non fare il cafone. In diretta. Cosa sapevi? Hai visto? Grande Savino. Barletta Vesta. Buon lavoro Savino. Ciao. Barletta Vesta rende educati anche più animali. Savino non è un animale, Savino è un signore. Savino, in senso buono, nel senso che Savino è un signore, lo posso garantire, è un signore. Lo conoscevo Savino, Grande Savino, un faticatore da mattina alla sera, sembra. C'è un chemico è lo SWOT, sì. È lo SWOT, alle 11 lo SWOT. C'ha qualità e prezzo, e lavoro. Ha beccato il posto giusto, ragazzi, la location. Ci sono stati parecchi là che hanno aperto da te, ci sono altri fruttivendoli che hanno chiuso. Però è forte. Ecco qua il nostro papà. Allora ieri fece la manifestazione, vedi, è normale? Bella. È normale questa cosa? Lo striscione, una cosa, una città, carta. Io voglio capire una cosa. Carta, vedi, ma ti rendi conto? Fanno manifestazioni per qualcosa da pulire, o loro devono pulire però, Lì non puoi, ma qualsiasi cosa tu non la puoi lasciare qua, la cosa, ma stiamo scherzando. A sbaracche a Puzze. No, vabbè, sì, perché la canzone. Mamma mia. E un giorno buono. E allora voi sono le 7:30, come mai stiamo ancora qua? Perché? Sì, perché il signor Lello ormai è un manager, c'ha gli orari veramente. La sveglia perichina. Sì. Oh, ti fa sentire una canzone, ma ce lo trovo. Comunque ragazzi, dovreste venire qua in macchina con noi a vedere cosa tiene Lello in due sgabuzzini. Ma io Rosa, aspetta, che metti sotto le ragazze.
ecco qua, ha trovato un CD deve sentire una cosa. del mucchio 12, perché i mucchi nella macchina, i mucchi italiani per mucchio 1, mucchio 2, mucchio 3. Finisce. Questo è un mucchio 12. E i trovi cosa? Come fai a trovare? Boh. C'è Marco. Vai via. E le palle Don Zabino, la lava ancora. No, questa è un'altra festa, questa è la Madonna delle Grazie, sai? Come? E dove sta la Madonna delle Grazie? Non lo so. Sintesi. Sì. Allora è vero, questo A è novembre sì. ho pagato la bolletta di settembre. Quello che venne alla festa. Perso il lavoro. Io aspetta, scusate, entriamo in una cosa seria, giusto? Ma penso a stu te proprio. Allora, oggi è 2 ottobre, ok? Domani è 3 ottobre. Allora, infatti, domani vedremo le striscioni, vedremo tante cose. Oggi 2 ottobre qua, vedi, stanno le corone vecchie, Sì, vecchissime, le aiole, immondizia, c'è pulito dentro, pulito, vedete? i tutto qua. palumbi, le cose. Dentro tutto sporco, ok? Domani mattina vedrete qua domani mattina. Domani mattina vedi la erbaccia, cioè non si può Domani assolutamente. mattina tutti con le cravatte, C'è mafia, le strisce. c'è mafia, ma dice Comunque non ieri ho visto i commenti alla tua alla passeggiata che hai fatto La con proposta. Peppino, i commenti Fesint che non è un anno, Efesi, ma dai, un anno, Lello, mica una vita, ti metti un anno là, questa è zona tua. zona mia, sto già passaporto, zona mia, buongiorno. Grande Fanuccio. Ti fai, ecco, vedi, questo è un altro che ti ha inventato un uomo, sicuramente. I più famosi cuzzolari di Barletta, Fanuccio, non ci facciamo. Allora, frate me, allora tu non zitto Barletta, scusa. Fanuccio, ti fa che cosa? Il nome di Fanuccio chi è? L'ho messo in crisi. No, aspetta, Scusate. non lo so perché lo chiamano Fanuccio. Lello ha chiamato uno Fanuccio, ma non No, so. no, i Fanucci sì, che hanno istituito, ma quello, c'è il Peppino, cognome o il nome? no, non è un soprannome, perché loro si chiamano Di Vincenzo, Ah, che nasce poi, che nasce nella generazione. Fanuccio, io pensavo fosse il nome. Amici Michele, Peppino e lui era Domenico. Fanuccio. Secondo me se l'inventa, però io siccome non li Ecco qua conosco. ragazzi, faccio un sindaco e i 5 soldi. Noi li ricordiamo sempre, questo è poco ma è sicuro. Alcuni solo il 3 ottobre. Però diciamolo pure che noi facciamo un servizio per i nostri cittadini, per la nostra città, e gli altri fanno i servizi per tutto altro, ma non vanno l'Inde. Si fettolo. Che mo è San Francisco, capisci che Francisco? Oggi è 2 ottobre. Oggi è Dopodomani. ancora San Giovino, Ciccio. fu buongiorno. No, vengo. Ancora Giovino. Sì, spera l'altra era Raffaele, non la pagata niente. Io pagai. E Tu te ne andasti. E dice, la c'è sera. il girl che mi fa uscire, ma usa che mi fa uscire, sempre da scusa, fede. la sera di San Michele. Eh. Oh, ho visto il video. Don Sabino organizzò dentro nelle sale fecero la festa, Sì. la torta. E chi sta a fare la fila? In 2018 ma fanno ancora la fila che picchia la pensione. Ma nessuno. c'è gente che dorme qua, veramente, non sto scherzando. Io chi dentro tu? Vedi qua, è tutto pazzo. No, è qualcosa di manicomio. C'è a casa muto. Poveracci, la gente in pensione là, ad aspettare. Ma no, non ho capito che esiste una carta di credito, veramente. Chi sta a banca pure per la festa. Cioè non a posta, a banca. Perché quelli c'hanno l'accredito, capì? E si vanno a pigliare su. Ancora sparisce. Ancora spare. Mannaggia. La signora ancora non c'è più zepito. L'hai visto. Quindi stasera gioca la Juve, Lello? No, domani giocherà io. Ieri ha giocato. Ieri 2-2 con l'Atalanta, 2 punti Per l'Inter? 2 punti persi. Secondo me sono delle scappate Ma aperte. infatti c'ha aperto. Sbaglio un gol.
del grande Antonio D'Amato, l'arbitro di Barletta. Scusi, per se rigore era rigore. Netto. Era rigore netto, è giusto che il 3-1 è stato annullato perché c'è stata una gomitata di Lichtsteiner prima, è giusto. Per me il VAR è una cosa ottima, fa finire le polemiche dei fessi, perché toglie un po' di lavoro ai moviolisti e di fare polemica. Io no, bravo, per me è la miglior cosa, non sto scherzando. Secondo me la VAR andrebbe usata anche nella vita. Sì. Io non faccio una cazzata. E te la faccio vedere. Allora quando la VAR che mi ha fatto. Ecco la stazione di Barletta. La VAR, ti immagini? Dobbiamo fare. Dove ti devo lasciare, signor Francesco? A proposito di Gate, sono iniziate le... Sì, le lezioni sono iniziate. Guardate una cosa, ieri ho letto l'articolo, in pratica i ragazzi che fanno l'Erasmus sono quei viaggi all'estero dei ragazzi. Nella sezione di Bari c'erano 77 posti per studenti laureandi che volevano andare all'estero. Di questi 77 i posti assegnati sono stati solamente 13, perché tutti gli altri ragazzi non hanno superato il test di inglese, cioè siamo a livello Africa, cioè i posti dei nostri ragazzi... Che l'africano se ne parla inglese. Appunto, i nostri ragazzi stanno perdendo i posti perché non sanno, ma quelli che studiano all'università non sanno l'inglese, figurati i ragazzi. Quindi i posti vengono presi da quelli dell'est, i cecoslovacchi, i polacchi che sanno l'inglese, l'albanese all'inglese e gli italiani no. Andate dove volete, andate pure a Santa Maria a fare inglese, dove volete, basta che fate fare l'inglese ai ragazzi. Okay? E a veste. Ciao, buona giornata.